Benvenuti a una nuova puntata di Top Sardegna. Alessandro ce lo siamo persi in mezzo al nord Italia, ma non temete, forse ritornerà. Comunque in diretta dallo studio 1 oggi di Torino, Emanuele Ru. Dallo studio 2 di Monserrato, Piero Grimaldi. E dallo studio 3, eccezionalmente, da Salarius, Matteo Cardia. Lorenzo fatto un'icona nazionale, perché quello sei, perché innanzitutto hai battuto gli inglesi e poi hai vinto. Cosa più importante. Soprattutto poi. Quante volte ti capiterà, speriamo 1000 volte, di salire sul gradino più alto del podio. Ma iniziamo subito con le domande. Cosa che ti hanno chiesto tutti e vorrei che ci ripetessi perché è un'emozione. Abbastanza. Finisce la gara. Cosa fai? La prima cosa che ho fatto è abbracciare Filippo, come si è visto. Lì in realtà non volevo crederci, cioè perché era veramente qualcosa di troppo grande a cui pensare, e mai avrei immaginato una cosa del genere. Invece era successo veramente, c'è stato un momento in cui stavo veramente per svenire, perché tra l'emozione, l'adrenalina, i festeggiamenti stavo veramente male, veramente. Però quei momenti lì sono stati veramente particolarmente belli. Anche perché... Prego Piero, vai. No, vai Manu, vai. Anche perché leggevo che tu avevi relativamente iniziato da poco a fare atletica a grandi livelli, insomma. Quindi immagino... Sì. Io ho iniziato a praticare solo atletica nel 2018, l'annata del 2018. Quindi tra una cosa e l'altra diciamo che sono 3 annetti che lo faccio a tempo pieno. È diventato il mio lavoro, quindi ormai mi dedico a quello. Che emozione è stata passare dal campo Coni di Oristano, che ho frequentato anch'io, a uno stadio olimpico. È particolare, però vabbè, devo dire che il campo Coni lo frequento ancora, quindi mi alleno sempre qua a Oristano. Ma lì l'atmosfera era veramente fantastica. Poi vabbè, i ragazzi che hanno già fatto altre Olimpiadi mi hanno detto che faceva schifo, quindi posso immaginare l'Olimpiade più brutta per loro, vabbè, chiaramente. Perché mi hanno detto che le Olimpiadi passate erano una festa, pieno di gente, gli italiani che magari stavano con gli spagnoli, stavano tutti assieme, invece qui eravamo tutti distanziati, ognuno per sé, quindi diciamo che era abbastanza triste, però l'emozione è stata tanta, quella di gareggiare in quello stadio, poi bellissimo, uno stadio enorme, veramente gigantesco, poi veramente bello. Invece io volevo chiederti che rapporto avevi prima di correre e che rapporto hai adesso con i tuoi compagni di squadra? Vabbè, prima di correre in che senso? Prima di fare la 4%. Ma io il rapporto che ho diciamo che li conosco relativamente da poco. Magari Filippo è quello che conosco da più tempo perché l'ho conosciuto nel 2017, mi sembra. Gli altri 2 ragazzi non li conoscevo prima di quest'anno, diciamo che li conoscevo per sentito dire, perché comunque erano forti, sono forti, quindi li conoscevo personalmente no, però. Però ho trovato dei ragazzi eccezionali, umili, che secondo me è la cosa fondamentale. Siamo diventati subito amici, non poteva essere altrimenti, perché una medaglia d'oro alle Olimpiadi ti unisce più di non so cosa. E niente, ci sentiamo tuttora e siamo molto legati. Ecco, Come? mi inserisco io. Vai Piero, scusa, vai. Avete un gruppo WhatsApp, abbiamo battuto gli inglesi? No.
Non ancora, alla prossima. Vai, Esatto, meglio aspettare la prossima volta, che ci auguriamo sia molto presto, visto il rapporto che ci siamo costruiti con gli inglesi. Però, a parte questo, io volevo riportarti un attimo indietro, prima delle Olimpiadi. Tu comunque hai raggiunto un risultato importante da te sui 100 metri prima di arrivare a Tokyo, che è il tempo a Savona. Ecco, è lì che hai capito, insomma, che potevi fare un salto in più, che potevi ambire a qualcosa. Cosa è scattato lì nella testa? È stato quello il momento più importante per poi arrivare a Tokyo? Beh sì, assolutamente sì. Quella gara è stata la chiave, diciamo, per l'Olimpiade, perché il mio posto, diciamo, che non era sicuro, anzi, era più no che sì, non dovevo partecipare prima di quella gara. Poi da lì è cambiato tutto. Lì diciamo che è stata la prima grande, vera emozione della stagione, perché non mi aspettavo mai un tempo del genere, ma non quest'anno, in generale proprio non mi aspettavo di valere un tempo del genere. Quindi lì si è cambiato tutto, mi hanno convocato per i campionati europei a squadre, a Chorzów, in Polonia, e lì diciamo che stavo iniziando a capire che già ero entrato nel giro della nazionale assoluta, quindi qualcosa si stava muovendo. E poi è arrivata la convocazione e poi quello che è successo. Quando ti hanno detto tu gareggi per la finale, cioè tu gareggi per la staffetta, come ti hanno detto? Cosa succede? Perché noi siamo abituati a guardare la televisione, però tutti questi retroscena, cioè come funziona? Sì. Ma allora, diciamo che io ero abbastanza sicuro di avere il posto già da luglio, perché noi abbiamo fatto un raduno prima di partire e in quel raduno proviamo i cambi, vediamo un po' come vanno, eccetera. Io avevo provato con Marcel, solamente con lui. E lui doveva partecipare assolutamente alla staffetta, sicuramente. Quindi ho fatto 2+2, ho detto vabbè, gareggerò in prima frazione, perché poi non ha provato nessun altro oltre a me. Quindi ho detto sicuramente gareggerò io, almeno che non cambi qualcosa, ma non credo, perché il nostro allenatore poi è uno che vuole fare le cose per bene, quindi non vuole andare lì a improvvisare, e quindi sicuramente non avrebbe cambiato nulla, infatti ho gareggiato io. Però ufficialmente ce l'ha detto il giorno prima della gara. Noi di solito facciamo una riunione il giorno prima della gara, noi 4 più le riserve che in genere sono 2/3, e lì ci dice chi corre. Invece io volevo chiederti, tu sei uno dei pochi atleti che si allena anche nella sua terra, che come prima ci stavi dicendo, ti alleni ancora a Oristano molte volte. Come allenarsi a casa? E che differenza c'è tra allenarsi a casa, tra virgolette, e allenarsi per dire al nord Italia o in giro? Sì. Beh, allenarsi qui è sicuramente diverso rispetto agli altri posti, perché qui abbiamo un clima, abbiamo, non dico strutture, perché le strutture purtroppo sono quelle che sono, però il clima fa molto, e poi anche vabbè, la vicinanza a casa, la famiglia è fondamentale, proprio stare bene mentalmente più che fisicamente, secondo me è la cosa fondamentale in uno sportivo. Magari andando a allenarsi fuori, io l'ho fatto qualche periodo, diciamo che non mi sono mai trovato benissimo, sia per il clima che appunto per questa lontananza. Poi non sono uno che gli manca mamma, diciamo, però se sto a casa sto meglio, diciamo, ecco. Penso che sia una caratteristica di tutti noi ristanesi, che la lacrimuccia se siamo lontani dal dito di Eleonora. Vai, Matt. Proprio in virtù degli allenamenti, io torno un attimo lì e poi ti faccio anche un'altra piccola ma importante domanda, penso. Come ritornare ad allenarsi dopo che si raggiunge un obiettivo grandissimo, inimmaginabile? Ecco, tornare ad allenarsi senza, come dire, cercando di non sedersi troppo. Ecco, cosa serve per non farlo? E poi, magari te l'hanno già fatta in tanti questa domanda, però insomma, tra 100 e 200 cosa scegli? Perché con la curvetta all'inizio, insomma, penso ti sia piaciuta.
Sì, parto dalla seconda e ti dico 200 assolutamente. Io mi sento più un duecentista per caratteristiche, ma anche proprio per tipo di gara. Diciamo che la preferisco, mi piace molto di più. Come stai dicendo tu, la curva a me fa impazzire. Proprio uscire dalla curva e fare il rettilineo finale a me dà un'adrenalina incredibile. Quindi veramente non vedo l'ora di tornare. Spero l'anno prossimo, perché non corro i 200 da troppo tempo. Tra una cosa e l'altra, tra un infortunio e l'altro, non sono mai riuscito a gareggiare di nuovo. L'altro mi avevi detto? Ah, gli stimoli. Vabbè, in realtà io sono abbastanza giovane, quindi il mio obiettivo è... non mi accontento, voglio vedere dove riesco ad arrivare. Infatti, tornato dalle Olimpiadi, non vedevo l'ora di tornare ad allenarmi per gareggiare. Adesso stiamo puntando alla prossima, chiaramente a Parigi, che spero di riuscire a gareggiare nella gara individuale, che sia nei 100 e 200 non fa niente, però oltre alla staffetta vorrei fare anche la gara individuale. Da poco ho visto una tua foto, Campo Coni, davanti ai bambini. Mm-hmm. Quanto è importante secondo te avere una figura di riferimento come te? Cioè, cosa vuoi tu insegnare ai bambini? Perché diciamocelo chiaro, tu sei un insegnante ormai, anche se non lo vuoi, tu sei un punto di riferimento. Quali sono i valori che vuoi trasmettere ai ragazzi? Ma ti dirò, la maggior parte di quei bambini manco mi conosceva, quindi li sentivo da dietro, ma lui chi è? No, però quella era la cosa fondamentale. Cercare di far venire più bambini al campo, di far tornare l'atletica come era un tempo, qua a Oristano, perché qua a Oristano ha avuto l'atletica ha avuto un picco enorme. Il mio obiettivo è quello, cercare di riportare l'atletica dove è giusto che stia, perché secondo me è lo sport più bello del mondo, non ci sono dubbi. E quindi, vabbè, i giovani, che si può dire? Non c'è molto da dire, cioè, i giovani, se vogliono venire al campo, vengono sicuramente, dopo questi risultati, per forza di cose. Poi soprattutto per conoscere te. Vabbè, quello, vediamo, dai. Adesso magari questi bambini lo sapranno. Speriamo, Speriamo. L'hanno Sono stati i genitori dietro, ma come hai fatto? L'hanno appesa Finiti i bambini, finiti, sequestrato tutto. Sì, basta, adesso tutti via. L'hanno appesa la tua foto adesso sotto gli scalini della tribuna, in giganti insieme alle foto. No, non c'è. Ancora non c'è. Lì solo foto vintage lì vogliamo, quindi io sono troppo giovane. Io me lo ricordo quando andavo, che c'era il signor Nico che ci raccontava delle imprese dell'atletica negli anni 90-80 e ci faceva la storia. Sì, bello. Invece io, tornando sempre agli allenamenti, volevo chiederti che supporto ti ha dato il gruppo delle Fiamme Gialle? Quanto? Ho detto, tornando al tema degli allenamenti, che supporto ti ha dato il tuo gruppo sportivo? Beh, è enorme, mi hanno seguito in tutto e per tutto, mi hanno accontentato in ogni cosa che gli chiedessi, da magari andare un periodo appunto a Roma, come dicevo prima, andare un periodo a Roma ad allenarmi lì al centro sportivo, quindi allenarmi, massaggi, tutto quello che volevo. Sì, poi se sono arrivato qua è sicuramente merito loro, una parte sicuramente merito loro, quindi non smetterò mai di ringraziarli e spero di portare a casa altre medaglie anche per loro, perché se le merita. Certo. Ecco, andando anche oltre un po' l'atletica, tu prima hai detto appunto di essere giovane, perché insomma, correggimi se sbaglio, ma hai 21 anni, quindi insomma, oltre il campo, oltre la pista, per meglio dire, cosa ti piace fare, che persona sei, insomma, per farti conoscere un po' anche da quella che è il nostro pubblico, se così possiamo chiamarlo. Ma in realtà sono una persona molto
molto tranquilla, gli piace stare per le sue. Poi chiaramente quando incontra persone si apre senza problemi. Hobby diciamo che non ne ho parecchi, mi piace l'hobby più grande, tra virgolette, mi piace giocare alla PlayStation, ma quello diciamo che non è il massimo, però poi sono una persona abbastanza noiosa in realtà, non faccio niente di particolare, sono pigro, mi piace dormire, quindi... È già tanto dormire, non so ti non so stanchi, come la pensano gli altri, ma penso siano d'accordo, cioè dormire è la base. Sì, penso che è potremmo come fare mangiare, no? Potremmo fare Io c'ho una staffetta olimpica di dormita tra... Madonna. Lì andiamo almeno a podio. No, oro è il record mondiale. Sempre davanti ai inglesi però, Certo, assolutamente. Mi arriva una domanda adesso dalla redazione web che salutiamo e chiedono come è cambiata la tua vita e se anche cioè è vero che se vinci una medaglia olimpica che cambia la vita, proprio anche quando esci tu senti il supporto delle persone, ti riconoscono. Beh, sì. Ti dirò, è cambiata, ma non particolarmente. Nel senso che sono la stessa persona di prima, mi alleno come mi allenavo prima, le persone che ho intorno sono le stesse, quindi diciamo che non è cambiato più di tanto. È cambiato, appunto, come stavo dicendo, che magari qualcuno mi riconosce in strada, qualche persona. Poi adesso io mi alleno al campo, come stavo dicendo, e ci sono le scuole che vengono molto spesso. I ragazzi magari si fermano, mi chiedono una foto, scambiamo due chiacchiere. Quello a me fa tanto piacere perché poi racconto la mia storia e li invito anche lì a venire al campo. Magari qualcuno sicuramente è venuto. Invece, tornando proprio alla tua esperienza olimpica, com'è stato quando sei atterrato a Tokyo? Ma è stato traumatico perché i 13 ore di volo si sono fatti sentire, le 13 ore di volo. Quindi è stato impegnativo anche il regolarsi all'orario, al fuso orario. Quindi ho fatto qualche notte in bianco, cui mi svegliavo magari 4-5 volte. Però poi, vabbè, è arrivato a Tokyo. Tokyo è una città bellissima, anche se non l'abbiamo potuta visitare tanto, ho visto qualcosina e è veramente bella, come si vede nei film, perché alla fine solo nel film l'avevo visto. Il tempo era bello, c'era tantissimo caldo, molto più caldo di qua perché c'era un umido incredibile. A noi mi ricordo che alla semifinale abbiamo gareggiato con 40 gradi percepiti in pista. Non si poteva veramente. Poi abbiamo gareggiato alle 11:30 del mattino, quindi orario perfetto. Però sì, bella Tokyo, spero di tornarci prima o poi senza sto Covid e girarmela anche un po'. Hai usato le stesse parole che ha usato anche Stefano Oppo parlando di Tokyo. Quando siamo fermati a chiacchierare un giorno mi ha detto le stesse identiche parole. Scusa, ma ti rubo una domanda. Invece con Stefano avevi già un rapporto, vi conoscete adesso? No, non avevamo un rapporto, io lo conoscevo perché appunto so quello che aveva fatto, essendo appunto di Oristano. Le cose si vengono a sapere, poi vabbè, grande sportivo. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo quest'anno. Quest'anno ci siamo sentiti, adesso non mi ricordo se prima di partire o lì mentre eravamo a Tokyo, non mi ricordo, però sì, l'ho conosciuto e stiamo facendo parecchi eventi assieme, quindi bello, sì. L'orgoglio ristanese viene tutto fuori in queste situazioni, la faccia anche di Manu lo dice. Detto questo, prima parlavi appunto di sperare di arrivare a Parigi nel 2024, però prima di arrivare a Parigi, insomma, c'è qualche altro appuntamento importante per cui ti stai preparando? Sì, assolutamente. Il 2022 sarà un anno anche per me, credo, molto più impegnativo del 2021, perché comunque ci sono 2 eventi enormi, come gli europei e i mondiali, a distanza di un mese. Quindi adesso non mi ricordo se sì, i mondiali sono a luglio e gli europei ad agosto.
quindi saranno 2-3 mesi di fuoco. Spero di qualificarmi anche lì, perché devo ancora qualificarmi. L'obiettivo principale sono gli europei, perché diciamo che sono più alla portata, tra virgolette, però spero anche nel mondiale. Sì, E poi chiaramente ci di sono anche sognare. tante altre gare importanti, come meeting in giro per l'Italia e per l'Europa. Ma la testa come deve girare in queste occasioni? Ma in realtà cambia da persona a persona, perché magari ci sono molti atleti che sentono la gara, quindi hanno bisogno di concentrarsi di più rispetto ad altre persone. Io diciamo che ho la fortuna di essere una persona molto, appunto, come dicevo prima, molto tranquilla, molto serena di mio, quindi mi aiuta tanto in pista, perché credo che comunque arrivare appunto a un'Olimpiade, alla prima Olimpiade, 21 anni, e stare tranquillo e sereno ai blocchi, credo che non sia da tutti, magari è da tanti, però non da tutti. Quindi fa molto la testa, bisogna stare concentrati, calmi e pensare a fare una bella gara. Già. Invece, ma perché? Adesso che stai parlando devo vedere se riesco a qualificarmi ai mondiali, mi è venuto in mente. Ma perché uno che ha vinto le Olimpiadi, ha vinto quello che hai vinto e non ha la qualificazione già in tasca? No, assolutamente no. Assolutamente no, riparte tutto da capo. Quindi adesso non mi ricordo se per i mondiali c'è la qualificazione di 2 anni, non mi ricordo. Però comunque io non ero qualificato neanche per le Olimpiadi, per esempio. Non avevo fatto il tempo minimo, perché noi abbiamo dei minimi da rispettare. Adesso non mi ricordo se nei 100 era di 10,05 mi sembra. Quindi ci sono andato vicino, ma non mi sono potuto qualificare. Ok. E quindi si vedrà tutto alle gare di maggio, di giugno, comunque quelle prima dei grandi eventi. E quelle sono le gare più importanti assolutamente, perché lì bisogna fare tempi. E dal punto di vista della condizione fisica devi fare anche un taglio del peso, immagino. Ma diciamo che il mio peso è già tagliato di mio, nel senso che io peso 58 kg, quindi no, sto benissimo così e non ho bisogno di aggiungere altro a quello che già ho. Come dicono in tanti, magari anche sbagliando, o magari hanno ragione, non lo so, però comunque se corro forte così non ha senso modificarmi. No. Hai anche vinto un'Olimpiadi, quindi può anche dargli bene, insomma. Ma infatti, magari L'importante... do qualche Beh. esempio comunque a persone che magari pensano che hanno un certo fisico, quindi non possono fare il nostro sport, invece non c'entra In contea ci vai sempre, sì. In contea sempre lì. So. L'importante comunque è sempre andare veloci, poi peso non peso, insomma. Lì si rimane... Ascolta, però, per chiuderla proprio, andiamo sulle cose importanti, no? Battere gli inglesi un'altra volta. Cioè, ne abbiamo già parlato, però, insomma, che sensazione si è provata? Ma non tanto battere gli inglesi di un centesimo, sì, di un centesimo. Poi vabbè, sono stati anche squalificati, quindi... Vabbè, questi sono i corsi e ricorsi della storia, però. Vabbè, alla prossima. Però la prossima volta non doppatevi. Esatto, non doppatevi, il doping fa male. Con questo... C'è neanche bisogno di dirlo, però... questo format si chiama l'aperitivo, come tu ben sai, e a tutti chiediamo questa domanda. Come a Lorenzo Patta, campione di Tokyo 2020, piace fare aperitivo? Bello, adesso devo stare attento come rispondo, perché... Allora, a me piace... Io birra. Se devo scegliere ti scelgo una birra, dai. O una Coca-Cola, dai, così non beviamo alcolici. Quindi dopo questo, speriamo che arrivi anche il maxi sponsor della Coca-Cola e di birre molto importanti che farebbero piacere. Perché Coca-Cola è già lo sponsor di piedi. Anche questo è vero.
Detto questo, grazie mille Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato. Di che. Grazie a voi, è stato un piacere. Beh, Piero e Matte, non so quante altre volte vi sia capitato a voi di parlare con certi ragazzi, però Eddie Oristano ha vinto un'Olimpiade. Sono molto emozionato, come potrete immaginare. Sono felice. Sono sempre grandi emozioni in mano. E solo Toc Toc Sardegna fa vivere, ragazzi, quindi dai. Io oggi non c'è Ale, ne approfitto per salutarlo un'altra volta, però Ale, aspettiamo un'altra medaglia e poi magari, magari. Detto questo, ringraziamo anche il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle di Lorenzo. Vi aspettiamo invece la settimana prossima con un altro ospite. Parleremo sempre di Sardegna, che è il nostro focus. Un saluto da da Torino, dallo studio 1 di Toc Toc, da Manuel Urru. Un saluto da Monserrato, da Piero Grimaldi. E un saluto da Salargius, da Matteo Cardia. L'augurio di una buona serata.